partiti in corsa e ho cercato di tenere alto il ritmo senza forzare troppo, sapendo poi che Filippo mi avrebbe ripreso sicuramente nella bici, e infatti è stato così. A circa metà del primo giro mi ha ripreso e mi ha staccato di qualche decina di metri. Poi ho cercato di stargli a ruota il più possibile e con mia grande sorpresa ci sono anche riuscito, scendendo in zona cambio praticamente attaccato a lui. Poi siamo partiti in corsa, ho cercato subito di mettermi davanti e ho fatto il mio ritmo, diciamo, fino all'arrivo. Questa vittoria la dedico ad Aldo, a Ivan, al mio allenatore di nuoto e ai miei compagni di squadra con cui mi alleno tutti i giorni. Posto strameritato per il bianco-rossa della Silca Ultra Light Vittorio Veneto. Erika, grande Erika. E arriva anche con il 105 Rocco. Sicuramente è bellissimo gareggiare in casa, poi questo percorso è molto bello, molto vario e molto tecnico. Nella prima corsa iniziale ho cercato di non forzare troppo perché sapevo che il percorso in bici era impegnativo, e dopo, appena sono salita in bici, ho cercato di aumentare il vantaggio con Chiara Loba perché sapevo che era molto forte in corsa e perciò dovevo cercare di guadagnare un ampio margine. E poi alla fine, nella corsa finale, sono riuscita anche a tenerlo e mi sentivo abbastanza bene ed è stata una bella emozione vincere in casa. Bravo. Chiara Lobba. Arriva anche Lorenzo Fontana per il triathlon. Pizza. Zanetti per Erika.